Dopo diverse segnalazioni contro la movida in campo Santa Margherita, con schiamazzi, comportamenti molesti e degrado, la polizia ha organizzato un intervento ad hoc. Gli agenti hanno prima identificato i disturbatori, una decina circa, tutti tunisini irregolari in Italia e che avevano il loro punto di ritrovo in uno dei bar del campo. Poi è scattato l'intervento in forze. Un blitz da parte degli agenti della squadra mobile, del reparto mobile di Padova e dei commissariati di San Marco e Mestre, che hanno individuato e prelevato i molestatori. Oltre agli schiamazzi, queste persone si sono rese protagoniste di vandalismi vari, come fare pipì sui muri o consumare nei locali senza pagare. Per 7 persone è stato firmato il decreto di espulsione con conseguente ordine di accompagnamento al CPR, il centro di permanenza per il rimpatrio. Nel corso dell'operazione il questore aveva decretato anche la chiusura provvisoria del bacaro sospettato di essere il loro luogo di ritrovo.